Nicola Retis, si sapeva che approdare ai playoff promozione sarebbe stata dura, ma ti aspettavi una partita come quella di questa sera da parte dello Scandiano? Sicuramente sì, perché sapevo che era una squadra tosta e sarà una squadra tosta, perché guardando un po' le partite precedenti del loro girone ho visto una squadra molto attenta, molto precisa, e quindi mi aspettavo sicuramente una partita difficile. Dopodiché i playoff a volte ne ha un po' di più chi ha un po' più di fame, e quello che è mancato un po' a noi il primo tempo. Il primo tempo dovevamo tenere il ritmo un po' più alto, invece abbiamo rallentato troppo, abbiamo fatto il loro gioco, loro sono stati bravi, si sono chiusi bene, quindi mi aspettavo una partita difficile, così è stata. Sicuramente il secondo tempo siamo usciti un po' meglio e credo che non sia mai facile recuperare delle partite così, e quindi do atto ai miei ragazzi che comunque c'è stato un atteggiamento migliore e soprattutto una reazione buona, che spero possa far partire la partita prossima là da loro con un po' più di attenzione e grinta, ecco. Dalle assoluti abbiamo visto imbufalito nel secondo tempo, quando Scandiano arrivava con una certa libertà e facilità dalle parti di Nicola Cominco. Non tiene, che era preoccupato più di voler a tutti i costi segnare che invece di seguire bene le sortite offensive da parte di Scandiano. Come hai raddrizzato la baracca? Perché alla fine, insomma, tiene se l'è vista brutta in più di qualche occasione, no? Ma in realtà quando mi sono arrabbiato è perché non vedevo l'atteggiamento giusto. Io credo che queste partite qua, insomma, chi ci gioca, chi ci ha giocato, deve metterci tutto il cuore che ha. E io non ho, questo è quello che non ho visto nel primo tempo. Il secondo tempo ho visto sicuramente un Tiene cambiato, che però si è preso un po' ovviamente per cercare il reparto un po' più offensivo, qualche taglio in più che non dobbiamo aspettarci. Però vabbè, è giusto richiamare un attimo l'attenzione, magari sarebbe un po' più aggressivo, però dai, alla fine li abbiamo raddrizzata secondo me con un po' più di fame, abbiamo cambiato il ritmo, atteggiamento, e alla fine è andata bene. Dai. Ok, ultimi 2 secondi, che partita ci aspettiamo il 2 maggio a Scandiano? Beh, credo ancora più difficile di questa. Ovviamente là in casa loro non è facile, dobbiamo essere molto più attenti. Mi aspetterò una bella battaglia, è bello così, giusto così, e spero insomma che faccia divertire un po' tutto il mondo dell'hockey, perché ce ne vuole di divertimento. Bene, io direi di lasciare così e augurarti in bocca al lupo per le prossime. Grazie.